Amici di Wisport, ben ritrovati. Si avvicinano le fasi playoff per la formazione allievi regionali del Città di Messina, che la prepara al meglio grazie all'amichevole di lusso a Torre del Grifo contro gli allievi nazionali under 17 delle Catania. Mister Cosimini schiera Forestieri dai pali, linea difensiva a 4 con Grasso, Gulletta. Sulle fasce ci vanno De Marco e Pulei, a centrocampo La Fauci, Dama e Andò in avanti, Majorana, Cafarella e Spuria. Risponde il Catania con Boemi tra i pali, linea difensiva a 4 con Cucuzza, Calì, Popolo e Castiglia, Giuffrida, Puglisi, La Spina, Strano e Rossitto, Di Stefano con il numero 9. Si porta in vantaggio il Catania nella prima parte di prima frazione, poi esce alla distanza il Città di Messina, che ci prova con il calcio di punizione potente da parte di Dama. Poi scatta sulla fascia Strano, ancora il numero 10 che riesce a saltare De Marco in a lungo, prova a mettere il pallone dentro, c'è il tentativo di conclusione da parte di Rossitto, che però viene fermato con questo contrasto a Davide Dama. Forse calcio di rigore, si lamenta il numero 7 degli Etnei, che si fanno rivedere in avanti nuovamente dall'altra parte con Di Stefano, che prende il pallone, riesce a penetrare in area di rigore, defilatissimo, prova il destro che va a sibilare alla destra del palo, difeso da Forestieri. Dall'altra parte il Città di Messina però troverà il gol del pareggio. Simone Spuria fa un movimento incredibile e trova il gol che vale l'1-1. Rivediamo qui come riesce a battere Boemi, sicuramente in ritardo il portiere della Catania in questo caso, ma è stato bravissimo Simone Spuria a cercare il palo più lontano per portare al pareggio i suoi. Adesso ancora Città con De Marco che trova Andò sulla destra, fa sfilare il pallone il numero 11, prova a mettere il pallone dentro, Spuria lo cicca solamente, non riesce a trovare l'acuto che varrebbe il gol del possibile vantaggio del Città di Messina, che poi si deve difendere da questa offensiva del Catania. Il pallone rimane lì, bravissimo qui Gulletta ad anticipare Strano. Spettacolare l'intervento del difensore del Città di Messina, praticamente in acrobazia. Chiude in avanti però il Catania la prima frazione con questa azione sulla destra, trova il fondo la formazione Etnea, palla che viene messa sul secondo palo per Rossitto che cerca il destro che si spegne sul fondo. Sarà anche l'ultima occasione del primo tempo, infatti le due squadre andranno a riposo. Chiaramente si entra in campo a parti invertite con tanti cambi sia da una parte che dall'altra. Prova subito il Catania a sfondare, qui un tentativo di alleggerimento da parte di Grasso e preda poi dell'estremo difensore Forestieri. Ancora Catania in avanti, però sicuramente sono partiti meglio gli Etnei, che possono contare su una profondità di formazione ben diversa rispetto a quella di Cosimini. Qui conclusione dalla distanza da parte del neoentrato toscano, si deve superare per fare gli straordinari Giovanni Forestieri, portiere classe 2002 che mette in calcio d'angolo. Ancora Catania che sfrutta tutta la freschezza dei neoentrati, ancora una volta il tentativo da parte di Toscano, sicuramente il più reattivo dei suoi. Lei che ci provano nuovamente poco dopo con Rossitto che prova a cercare la mira con il destro, il pallone però si perde sul fondo. Ancora Catania in avanti, il tentativo sulla fascia di sfondare da parte di Ladelfa, il 2002 riesce a mettere dentro ancora una volta per Rossitto, la sfera poi è deviata da Forestieri che si deve nuovamente superare. Il Catania però ne ha sicuramente di più in questo secondo tempo, attacca nuovamente, qui bellissima geometria che porta al cross Pappalardo, il pallone viene deviato da Lopresti nella propria porta e arriva quindi il gol del 2-1 della formazione catanese, e quindi si porta in vantaggio con questo sfortunato autogol da parte di Simone Lopresti. Poi il Catania attacca ancora, sempre con il solito Toscano, imbeccato perfettamente ai suoi compagni, qui trova solamente il destro che si spegne sul fondo. Catania nuovamente pericoloso poco dopo, sempre con l'asse toscano sulla fascia, pallone messo dentro per Rossitto, deve soltanto spingerlo dentro la porta e il gol del 3-1 dei rossoblù. Sorride Rossitto che ha portato sul più 2 i suoi. Ancora Catania in avanti in chiusura praticamente di tempo con Toscano che salta l'avversario, mette con l'esterno destro però sul fondo del campo, prova a rispondere il Città Messina dall'altra parte con questo bellissimo lancio da parte di Cordaro per il neoentrato Gennaro. Si sistema il pallone, forse perde l'attimo giusto e mette la sfera sull'esterno della rete. Allo scadere il Catania è nuovamente pericoloso con la Delfa che serve Rossitto, palla dentro per il Toscano, destro a battere Forestieri e il gol delle 4-1 che manda anche i titoli di coda su questo match. Il Città di Messina si ferma a Torre del Grifo con il risultato, ribadiamo, di 4-1 per gli allievi nazionali under 17 delle Catania. Sicuramente un amichevole comunque importante per testare la formazione fisica e le potenzialità, le possibilità degli allievi regionali di Mister Cosimini per i prossimi playoff. Amici di Wisport, è tutto da Torre del Grifo, un cordiale saluto da Antonio Caruè e alla prossima.